Per quanto riguarda la promozione culturale della Sardegna, in questo caso a Barcellona e in Catalogna, la nostra associazione, l'Associazione dei Sardi in Catalogna, si occupa attivamente da molti anni, ma soprattutto negli ultimi anni, di provare, come dire, a riflettere un tipo di immigrazione dalla Sardegna che non è più quella di un tempo, è quella di spesso giovani professionisti che vengono qua per trovare una realizzazione lavorativa. Per questo motivo, al di là, diciamo, di cose più tradizionali, eventi più tradizionali come per esempio la promozione di libri di autori sardi o anche promozione di aspetti turistici legati tanto al mare quanto soprattutto all'archeologia e alla storia della Sardegna, ci occupiamo anche di promuovere tanto eventi di contatto con la tradizione enogastronomica, con corsi di cucina o degustazioni di vino, quanto anche semplicemente a volte delle conferenze tematiche, per esempio, che possono valorizzare le professionalità sarde che all'estero si sono formate e non hanno avuto modo magari di trovare un tipo di realizzazione che sarebbe altrimenti difficile, comunque a causa della insularità del contesto sardo. Per quanto riguarda la promozione turistica più specificamente della Sardegna all'estero, io credo che per una serie di motivi storici e politici ci troviamo in una fase che potenzialmente potrebbe essere particolarmente felice per la Sardegna. Questo perché a causa di una serie di motivi c'è, come dire, un riequilibrarsi di molte tratte turistiche nelle quali credo, e sono convinto, non soltanto per amore verso la Sardegna, perché insomma conosco tanto le potenzialità naturalistiche come quelle culturali, credo che la Sardegna potrebbe giocare un ruolo davvero importante. E questo però dovrebbe avere anche il coraggio di andare un po' al di là del classico cliché della Sardegna dove si va per stare in spiaggia e cominciare a valorizzare invece tante altre realtà che hanno il potenziale ancora inespresso di avvicinare la nostra cultura non solo in realtà tanti turisti da luoghi diversi tanto dell'Europa come del mondo, ma anche e soprattutto credo noi come isolani, dal momento che credo che uno dei problemi poi nel momento in cui è necessario fare promozione turistica è creare anche una serie di infrastrutture, una serie di, anche una coscienza, se vogliamo, turistica che sia atta e recettiva nei confronti di persone che possano voler cercare delle offerte, per esempio, che siano al di fuori dell'estate, che possano così approfittare di tanti eventi culturali, folcloristici, insomma, che abbiano a che vedere comunque con la nostra isola, la nostra cultura. Per riguarda l'attività dei sardi in Catalogna, l'associazione dei sardi in Catalogna è nata più di 20 anni fa, anche se forse nel passato rifletteva più un tipo di immigrazione che oggi non è proprio quella che possiamo vedere tanto a Barcellona come in altre città della Catalogna. Noi come direttivo siamo subentrati negli ultimi anni, abbiamo provato a essere più attenti alle differenti istanze che poi un'immigrazione spesso giovanile possa portare con sé, al di là dei soliti bisogni che possono essere quello di un po' d'aiuto, indicazioni per trovare lavoro o per trovare anche un domicilio. Però proprio per questo motivo